Buonasera. Buonasera. Come state? Primo culto dopo campeggio. Che gioia, che piacere, che benedizione, grande allegria. Io vorrei leggere Salmi 27, il primo versetto dice così: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Questo brano è bellissimo perché questo brano dice della grandezza, della fortezza del nostro Dio, del nostro Signore. Di chi avrò paura? Il primo canto che faremo oggi dice che Dio per noi combatti. Dio per noi combatti. Il nostro Dio è potente, amen? Il nostro Dio è grande. Adesso possiamo stare in piedi per iniziare il momento di lode. Puoi abbracciare la persona al tuo fianco, dare una parola di benedizione. Non c'è problema, puoi abbracciare, nessun problema. Covid lontano di qua adesso. Dare una parola di benedizione. Benvenuto. Amen? Amen? Possiamo cantare a questo Signore che è la nostra salvezza. Amen? Alleluia! Gesù, tu sei qui. Gesù, tu sei qui. Portando i nostri pesi. Portando i nostri pesi. Ci ha dato libertà. Lui per giorni sia ritorna. Non saremo smossi. Chi ci fermerà? Gesù. Gesù, tu sei qui. Io vivrò. Io vivrò. Non morirò. La tua potenza
Possiamo cantare questa parte? Dio per noi combatte. Ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto. Solo nel suo nome la Chiesa griderà. Di nuovo, Dio per noi. Solo nel suo nome la Chiesa griderà, griderà. Alleluia! Gloria al Signore. Amen. Adesso, come faremo un canto diverso, è un canto nuovo, un canto brasiliano, molto molto conosciuto in Brasile, e c'è una parola diversa che dice. Poi avanti un po' per favore, questa parola, Yehowa. Cos'è Yehowa? Cos'è Yehowa? Hello? Buonasera. Yehowa è una parola in come è che hawaiano, è difficile parlare in portoghese hawaiano. Hawaiano, che vuol dire Gesù. Yehowa, Jeová, Gesù in hawaiano, non c'è nessun altro, è solo Gesù, ok? È un canto bello che dice io sono grato di tutto ciò che possiedo, è un canto di ringraziare al Signore, è una preghiera. Il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna, maggior prova dell'amor suo profondo. Che bello cantare dell'amore di Gesù. Dopo dici, ho una vita, allegria in ogni tempo. Ho amici, c'è un amico aí vicino a te? Ho amici, famiglia, chi oggi è venuto con la sua famiglia? Con papà, con mamma, sorella, fratello, ok? Ho amici, famiglia, tanti fratelli. Dá un'occhiata, quanti fratelli e sorelle abbiamo oggi qua. Fu Gesù il mio amico veritiero, che di tutto fece per la mia salvezza. È un canto molto bello, facciamo questa volta e dopo faremo di nuovo per imparare, è molto diverso e bellissimo. Grazie Bruno e Giorgia che hanno aiutato a fare la traduzione e la versione di questo canto bellissimo portoghese italiano, ok? Yeah, yeah, Yehowa. Yeah, yeah, Yehowa. Di nuovo. Yeah, yeah, Yehowa. Io son grato di tutto ciò che possiedo. Tesoro più grande, il tesoro più grande di questo mondo. Mi fu dato in eredità eterna. Maggior prova dell'amor, maggior prova dell'amor suo profondo. Ho una vita, allegria in ogni tempo. Ho amici, famiglia, tanti fratelli. Fu Gesù il amico veritiero, che di tutto fece per la mia salvezza, di tutto per la mia salvezza. Loderò il Signore, loderò il Signore in ogni tempo.
lode ci sarà durevolmente nelle mie labbra, mio cuore. Gesù Cristo sarà sempre, Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Alleluia! Alleluia! Dopo faremo di nuovo. È bello. Adesso possiamo chiudere i nostri occhi e pregare il Signore. Abbiamo tanti sogni, progetti e questo è il momento di consegnare tutto al Signore, pregare e dire al Signore che Lui possa guidare la nostra strada, la nostra vita, che Lui possa dire quello che vuole di noi. È il momento di pregare il Signore. Solo Lui conosce tutto, solo Lui conosce il nostro cuore. Alleluia, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Benedetto sia il tuo nome, Gesù. Alleluia, Signore. Nei tuoi sogni c'è un vero adoratore, nei tuoi piani una generazione che ama Prima te. che Prima che io possa pensare, tu sai già quello che io dirò. mi hai creato E conosci il mio cuore. mi hai amato Mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Solo tu conosci il mio cuore, solo te va la mia adorazione, solo tu conosci il mio cuore, solo te va la mia adorazione. Dall'inizio, nei tuoi sogni C'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te. prima che io possa pensare, tu sai già Quello che io dirò. mi hai creato E conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te.
il mio cuore, solo a te va la mia adorazione, solo tu. conosci il mio cuore, Solo a te va la mia adorazione, solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Possiamo pregare adesso? Facciamo così, tu puoi pregare con questa persona al tuo fianco, 2 o 3 persone, facciamo adesso un momento di preghiera insieme, 2 o 3 persone, adesso è il momento, puoi dare le mani e anche chiedere se c'è qualcosa da pregare, se c'è un obiettivo, se c'è una cosa importante, qualche problema. In questo momento è un momento di pregare insieme e chiedere al Signore quello che conosce il nostro cuore, quello che è adesso in mezzo a noi. Prega con questo fratello, con questa sorella, prega insieme. Alleluia, Gesù. Amém, amém, amém. Glória al Signore. Amém? Amém? Potete accomodarvi. Adesso è ancora un momento di lodare e ringraziare al Signore. Patrick, vieni qua per favore. Dopo un campeggio bellissimo, una cosa che è molto bella è sentire, ascoltare una testimonianza di quello che Dio ha fatto in questo campeggio. E Patrick adesso, pastore Patrick, farà... Pastore Patrick, amen? Oh gloria! Farà la sua testimonianza. Buon, allora, vorrei iniziare facendo una domanda a tutti qui presenti. Chi quel giovedì mattina era presente? Ok, tanta gente, anche qua dietro. Bene, quanti di queste persone presenti non hanno sentito la presenza di Dio o almeno
non erano felici, non hanno visto che era una cosa incredibile. Bene, allora io mi sono preparato un versetto veloce qui, 2 secondi, datemi il tempo, grazie. Bene, allora, Corinzi 3,18 per chi volesse segnarselo. A noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria secondo il Signore che è lo Spirito. Qua dice di gloria in gloria. Noi abbiamo vissuto una cosa incredibile. Dio ci ha toccato in modo fantastico. Ma io credo che questo non è tutto. Dio ha molte più cose per noi, non si limita a quello. Quella benedizione era poco. Dio ha tante cose per noi, per questo gruppo magnifico, per anche i ragazzi che ho conosciuto praticamente tutte le persone che c'erano in quel campeggio, quindi vorrei solo dirvi di perseverare nel Signore, non fermatevi in questa benedizione. Dio ha molte cose per voi. Io ho pregato per tanto tempo per questo gruppo, perché Dio mi aveva parlato, mi aveva detto che avevo bisogno, cioè Dio mi aveva fatto sentire qualcosa che nella mia chiesa, o meglio, nel mio gruppo non tutti sentivano, ma Dio mi aveva detto che comunque dovevo portare questa cosa a queste persone, dovevo portare questa cosa a questo gruppo, ma avevo paura che non tutti capissero quello che io provavo. E ho passato tanto tempo pregando per tutti voi, pregando perché voi capiste quello che io sento e sentiste quello che Dio mi ha fatto sentire. E dopo tanto tempo in cui io mi sono sentito triste, molte volte anche mi arrabbiavo perché vedevo che non c'erano risultati, non vedevo, tra virgolette, serietà nel parlare del Signore. Ma io comunque ho avuto continuità, ho pregato per questo, anche se non vedevo i risultati, ma alla fine ho visto che ne è valsa la pena. E io vi chiedo di pregare per ognuno di voi, per i fratelli che sono intorno a voi. Pregati per tutte le persone che c'erano in quel campeggio, perché è successo veramente qualcosa di incredibile. Sono sicuro che è poco, questo non basta. Dio ha tante cose per noi. Amen. Prima di cantare il prossimo canto, una cosa importante: dopo che io conosco lo Spirito Santo, io non posso mai essere la stessa persona. Qualcosa cambia dopo che lo Spirito Santo viene. Io devo conoscere lo Spirito Santo e approfondire di conoscere ancora di più lo Spirito Santo, leggendo la parola del Signore, non solo quando vengo a chiesa, non solo nel momento della lode, ma io devo cercare lo Spirito Santo ogni giorno, ogni momento della mia vita, pregando, leggendo la parola. È così che si trova lo Spirito Santo. Quello giovedì meraviglioso, Spirito Santo è venuto perché? Perché noi cosa stavamo facendo? È difficile, ancora difficile. Cosa stavamo facendo? Pregando. Lo Spirito Santo viene perché io prego. Pregando è che lo Spirito Santo viene. Amen? E questo è il segreto per cercare la presenza del Signore, la presenza dello Spirito, non solo quando sono qui insieme ai nostri fratelli nella chiesa, nella mia casa, quando sto andando a scuola, quando vado a un'altra parte, io posso pregare anche. Questa settimana Giulia ed io abbiamo cantato questo canto ogni giorno, perché io sono sicuro che non solo io, ma anche voi, questo canto è rimasto nella testa, perché c'è un testo bellissimo, c'è un testo meraviglioso, e è questo canto che faremo adesso. Voi sapete cosa dovete fare, ok? È
è un canto molto molto conosciuto, ma non dobbiamo solo cantare, non dobbiamo solo cantare, dobbiamo vivere questo testo. Amen? Amen. In piedi. Non c'è un po' di luce adesso nella chiesa? È un momento importante. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Alleluia, in te Dio. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio Io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. tu sei la forza e la debolezza, sei la speranza nel cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei mio Dio, non dubito. Le donne, proprio quando sono. Proprio quando sono qui con te, Bello, bello. tu vinci per me le mie battaglie. Alleluia. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Adesso, uomini, forza, vai. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Insieme tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei mio Dio, non dubito. E sì Gesù, e sì Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Gesù sarà con me. Io vincerò comunque. Tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, Tu sei mio Dio, non dubbi, Tu sei la forza. tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza nel cuore mio, tu sei la certezza, mondo che senza. Ultima volta, tu sei, tu sei, tu sei. tu sei la forza.
nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, Tu sei mio Dio, non dubito, tu sei mio Dio, non dubito, tu sei mio Dio, non dubito. Amém, amém. Questo può essere un applauso per gruppo Lode. Adesso facciamo un applauso a Gesù che è degno di gloria, di onore. Solo Lui è santo, nostra forza. Gesù Cristo, degno. Alleluia! Amém. Potete accomodarvi. Pastore Mario Mazzoccoli, il predicatore, quello che consegna la parola del Signore oggi. Per favore, vieni qua, pastore. Grazie. Pastore Mario, io non conoscevo Pastore Mario e è stato un piacere parlare un po', sapere che anche suona tastiera, canta. Un giorno deve portare anche il gruppo Lode della sua chiesa per venire lodare e adorare il Signore insieme a noi. Che Dio ti benedica, che possiamo sentire e ascoltare la parola del Signore. Amen. Amen, grazie Rubens. Gloria a Gesù, anche io avevo sentito molto parlare di te. Posso portare un po' avanti? Ho fatto cadere qualcosa, perdonatemi, così mi avvicino un po' perché siete un po' lontani. Non so se le telecamere avranno difficoltà adesso, ma gloria a Gesù, sono molto felice anche io di essere qui in mezzo a voi questa sera. E con alcuni di voi ci conosciamo forse da una ventina di anni e abbiamo il privilegio, la gioia di collaborare in tanti progetti. Abbiamo collaborato in tanti progetti di corta durata, magari episodici, concerti, evangelizzazioni, e anche in progetti di lunga durata come il progetto del Rallegrati. E soprattutto è meraviglioso adorare il Signore insieme a tutti voi. Stasera siamo nella presenza di Dio, sì o no? Sono stato molto gioioso di ascoltare la testimonianza di quello che Dio ha fatto in questo tempo del ritiro. Coloro che si sono dedicati sia nell'organizzazione, sia nell'amministrazione, sia collaborando, anche i ragazzi più grandi, sicuramente avranno fatto anche dei sacrifici per questo, ma sapete, quando c'è sacrificio scende anche il fuoco dall'alto, il fuoco dello Spirito. Senza sacrificio noi delle volte vogliamo il fuoco, vogliamo la potenza di Dio, vogliamo vedere la sua gloria, vogliamo vedere la sua grazia, ma non siamo disposti ad offrire dei sacrifici. Il Signore non desidera dei sacrifici materiali, desidera anzitutto il nostro tempo. Amen? C'è una canzone molto bella di Adrian Romero che dice: non devi chiamare un altro, e qui c'è il mio tempo, qui ci sono le mie ore, sono io a disposizione, chiama me, eccomi, manda me. Meraviglioso. Per cui ho ascoltato con grande gioia quello che Dio ha fatto e mi sono ritrovato anche in quello che il Signore sta facendo nell'opera sia locale sia nazionale di cui facciamo parte. Ho l'onore di collaborare nel ministero pastorale come co-pastore nella chiesa di Sedico. Noi facciamo parte di un movimento nazionale che si chiama Nuova Pentecoste e sapete, all'inizio di quest'anno, era verso giugno, c'era la conferenza nazionale giovanile e come giovani sono andato io. Perché ridete? E quindi sono andato io insieme a due fratelli che hanno superato i 35, no, Carlos ne ha 30, Deima non ve lo dirò, ma comunque diciamo già stagionati, che abbiamo visto già un po' di primavere e venivamo anche da 2 anni nei quali il lockdown ci ha costretti in qualche modo a, vedo ancora le sedie, no? Le sedie un pochino distanziate,
le mascherine ormai le abbiamo abbandonate tutti quanti, ma in questi 2 anni sono stati duri, perché sono stati 2 anni nei quali abbiamo fatto molte riunioni tramite schermo, molti si sono addormentati, e non ci sono state grandi occasioni di incontro anche tra fratelli, all'interno della fratellanza. Per me è una grande benedizione essere con voi questa sera, perché facciamo parte di un solo popolo. Ci siete? Amen. Facciamo parte di un solo popolo, e quando noi ci incontriamo e siamo nella presenza di Dio, dopo Gesù, la sua grazia, lo Spirito Santo, la fratellanza e il corpo di Cristo sono uno dei più grandi doni che il Signore ci ha fatto. Voglio sentire il vostro amen entusiasta. Quasi pentecostale, adesso non voglio cominciare. Gloria a Gesù. Il corpo di Cristo, la comunione con i fratelli è un grande dono al quale noi non possiamo rinunciare. Potremmo ascoltare tantissime predicazioni meravigliose, insegnamenti, ormai su internet possiamo trovare qualsiasi cosa, corsi di teologia meravigliosi, ma la fratellanza, la comunione, la vicinanza, condividere il cuore, raccontarsi le esperienze che Dio ha fatto, sono qualcosa di troppo prezioso al quale noi non possiamo rinunciare. E quindi sapete, sono andato un po' anch'io a questo incontro, ero coinvolto dal punto di vista ministeriale e quindi sono sceso. La nostra chiesa principale si trova vicino Napoli, è in provincia di Caserta, ma è vicino Napoli, ad Aversa, e ero andato un po' così, diciamo, vediamo un pochino come vanno le cose. Quando sono arrivato lì, sembrava Atti 2, pastore, prima stavamo dicendo, sembrava la chiesa di Corinto dove c'erano profeti e dottori. Io ho detto, noi che vivevamo un tempo di difficoltà anche nel gruppo dei giovani, ho ascoltato prima, i ragazzi, alcuni avevano già conosciuto Gesù, molti di loro avevano ancora un rapporto molto freddo, avevano sentito parlare di Lui, venivano alla riunione, qualcuno veniva alla riunione perché i genitori gli promettevano, gli pagavano per andare alla riunione, quasi non voglio dire, però dico comunque anche i ragazzi del team dei giovani che collaborano nella nostra chiesa erano molto in difficoltà, scoraggiati perché si sono adoperati tanto ma non vedevano ancora un grande movimento dello Spirito fra i ragazzi. Quando sono sceso giù e ho visto preadolescenti fino alla fascia dei giovani piangere nella presenza di Dio, sentire la presenza dello Spirito, ho visto i doni dello Spirito anche in manifestazione, è stato qualcosa di glorioso. Sono andato via da lì, li ho visto i ragazzi partecipare a 4 riunioni al giorno, come ho visto anche questa settimana, ero alla riunione delle 21, i ragazzi sicuramente avevano fatto 2 o 3 riunioni già nel corso della giornata, e questo mi ha entusiasmato, perché se non ci fosse veramente la potenza dello Spirito, la chiamata, la voce di Dio nelle loro orecchie, non avrebbero tutto questo desiderio di stare nella presenza del Signore fino alle 21, alle 22, fino a dopo cena. Per cui questa cosa mi ha entusiasmato. Quindi quando siamo tornati a Belluno abbiamo detto, abbiamo perso il treno di giugno, dobbiamo prendere il treno di agosto. E quindi abbiamo raccontato ai ragazzi quello che stava succedendo lì, siamo riusciti a coinvolgere un buon numero di giovani, poi si sono aggiunte delle famiglie, siamo scesi una carovana di persone a questo ritiro estivo. È lo stesso clima di grande risveglio spirituale. Molti giovani appunto hanno fatto un'esperienza molto profonda con il Signore, con lo Spirito Santo, e stiamo vivendo un tempo di rinnovamento. Grazie a Dio nella Chiesa, nel gruppo dei giovani, stanno cominciando nuovi progetti. Dio ci sta dando anche di partorire, tra virgolette, dei progetti nuovi che prima non avevamo la forza, li potevamo concepire mentalmente ma non avevamo la forza di realizzarli. Lo Spirito di Dio ci dà la forza di partorire i suoi progetti, non quello che viene dall'uomo ma quello che viene dallo Spirito Santo, trasforma il mondo. Amen. Per cui gloria a Dio, è bellissimo ragazzi essere qui con voi, bellissimo ascoltare le vostre esperienze, sapere che lo Spirito di Dio vi ha toccati così profondamente. E c'è una parola che è nel mio cuore, io spero di non dilungarmi troppo. Quante ore ho, pastore Caio? Ah, ok, buono. Posso finire da solo, quindi. Buonissimo. Allora, avete mai sentito nel vostro cuore, e sicuramente prima quando mi descrivevate quel senso di emozione che c'era nella presenza di Dio, forse si potrebbe descrivere anche con una parola: libertà. Libertà nel cuore. C'è un verso che si trova nella prima lettera di Pietro, da cui voglio partire in questa più breve possibile meditazione, ma spero che possa il Signore benedire i vostri cuori. Primo Pietro, capitolo 2, il versetto 16, mentre meditavo la parola, sono stato flashato, sono stato attirato da questo verso. La versione Nuova Diodati leggo io, forse non sarà identica.
Ve la leggo dalla mia versione, che si capisce forse un pochino meglio. Dice, comportatevi da uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come servi di Dio. Comportatevi da uomini liberi. Che meraviglia questo. Noi siamo stati liberati. Quando siamo nella presenza di Gesù il nostro cuore è liberato, ma poi serve anche che noi comprendiamo che cosa è realmente questa libertà. Tutti i filosofi o molti filosofi della storia si sono interrogati su questo. Che cos'è libertà? No? In alcune nazioni, adesso nella nostra Europa, c'è un conflitto armato e in tante altre nazioni nel mondo dove c'è in gioco la libertà. Che cos'è la libertà? Nel linguaggio comune, quando si dice questa è una persona libera, è una donna libera, un uomo libero, non si intende qualcosa di molto buono, vero? Si intende che si confonde la libertà con il libertinismo. Cioè che fa qualsiasi cosa e ci dà l'idea di qualcuno che va anche oltre determinati limiti, va anche contro coscienza, va contro il timore di Dio. Possiamo dire che questa sia vera libertà? Adesso lo scopriamo alla luce delle scritture. Però la prima cosa che veniva al mio cuore è: comportatevi da uomini liberi. L'Apostolo Pietro sta dicendo: voi siete già liberi, voi siete stati già liberati, ma siete consapevoli che siete liberi? Vi state comportando come delle persone realmente libere? Tante volte non è così. Sapete, sono stati fatti degli esperimenti con degli animali che avevano, magari erano degli animali che erano fatti per volare e avevano ai loro piedi una catenella per tantissimo tempo. Se tu gliela togli, tante volte loro non volano perché sono liberi ma non lo sanno e non volano e non vanno distante. Avete presente di cosa sto parlando? Quindi sono liberi ma non si comportano da liberi. Allora la parola di Dio è quello che a noi interessa. Cosa ci dice a proposito della libertà? Dobbiamo cominciare dall'inizio. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, li ha messi in quel giardino meraviglioso e gli ha dato poche regole, gli ha dato tutto, gli ha messo tutto, gli ha preparato come quando dei genitori devono avere un bambino e preparano la stanzetta, la pitturano di rosa, poi sperano che effettivamente sia rosa, perché qualche volta all'ultimo e devono ripitturare la stanzetta. Qualcuno la fa verde, così non sbaglia il colore, magari sia all'ultimo anziché femmina era maschio. Quindi preparano la stanzetta, comprano la culla, comprano tutto quello che è necessario. Avete presente? So che siete molto giovani, ma quando vi è nato un fratellino piccolino, avete visto i genitori hanno preparato ogni cosa. Così Dio ha preparato ogni cosa per l'uomo che ha messo all'interno e poi gli ha dato la donna e gli ha dato ogni cosa. E poi ha detto: mi raccomando, dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza non ne dovete mangiare. Però cosa ha fatto? Non lo ha recintato quell'albero, non ha fatto un muro di cinta altissimo, ma gli ha dato la libertà anche di arrivare fino là vicino. Intanto camminava con loro e gli spiegava ogni sera, c'è scritto nella parola che Dio scendeva e camminava con l'uomo e con la donna e parlava con loro ogni sera, gli insegnava quello che era buono e quello che non era buono. Spero di non creare problemi con l'audio per magari se mi sposto, forse sì. E quindi camminava con loro e gli insegnava quello che era buono e quello che non era buono. Però quegli alberi erano aperti. Di questa libertà qualcuno si è avvantaggiato. Sapete, l'etimologia del termine Satana significa colui che divide. Dovunque c'è divisione, c'è l'opera del diavolo. E lui cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto, ha separato gli uomini, l'uomo e la donna, dall'amore del Padre, perché attraverso questa disobbedienza loro come si sono trovati? Hanno utilizzato male la libertà che Dio gli aveva dato e si sono trovati distanziati dal Padre e hanno iniziato anche a litigare tra di loro, è cominciato di tutto. E se noi stiamo vivendo la nostra condizione, no, naturale, e deriva da questo, dal fatto che loro hanno utilizzato male la loro libertà. E poi cosa è successo? Che Dio ha ideato una strategia e ha mandato il suo figlio sulla terra affinché noi possiamo godere di nuovo di questa libertà, e questa libertà di andare al Padre ce l'ha data Cristo Gesù il Signore. Ci siete? Alleluia! Lui è venuto in mezzo a noi e ci ha dato libertà sotto diversi profili.
La libertà che Cristo ci ha dato, anzitutto, è la libertà dalle conseguenze del peccato e dell'errore. Quando noi sbagliamo, quando noi pecchiamo, cosa succede dentro di noi? Che noi ci sentiamo indegni davanti al Signore, ci sentiamo che non siamo giusti davanti a Lui, non riusciamo ad alzare lo sguardo, non riusciamo a ricevere le parole di Dio. Molti vorrebbero arrivare a Dio saltando il sacrificio di Gesù e non riescono ad arrivarci, perché c'è solo una strada che porta al Padre, c'è solo qualcuno che ci libera dalle conseguenze del peccato, e questo qualcuno è Cristo Gesù il Signore, amen. Lui è andato sulla croce affinché ogni volta che noi sbagliamo, se nel nostro cuore c'è il riconoscimento dell'errore che abbiamo commesso, sincero pentimento e ravvedimento, andiamo davanti a Lui, Cristo Gesù ha già pagato, amen? E quindi noi siamo liberi di tornare a un rapporto di amore con il Padre, non siamo più divisi da Lui, ma siamo liberi di andare a Lui, amen? E questa libertà che il Signore Gesù anzitutto ci ha dato, la libertà dalle conseguenze degli errori, dalle conseguenze dei peccati, e che possiamo delle volte, che abbiamo commesso e che delle volte potremo tornare a commettere. Ma Gesù ci ha dato libertà. Ora noi dobbiamo comportarci da uomini liberi. In che senso? Quando noi sappiamo che c'è qualcosa che non va bene nella nostra vita, noi dobbiamo sapere che Cristo Gesù ha fatto una cosa. È scritto molto bene nella lettera ai Colossesi. Egli ha annientato il documento che era contro di noi, che ci era nemico, lo ha tolto di mezzo e lo ha inchiodato alla croce. Lo ha inchiodato alla croce. Quindi le conseguenze, la maledizione che è nel peccato, non dobbiamo più pagarla noi, perché Cristo Gesù una volta per sempre l'ha presa e l'ha inchiodata alla croce. Mentre inchiodavano le sue mani, mentre inchiodavano i suoi piedi, egli stava pagando per noi le conseguenze dei nostri errori, sì o no? Amen. Per cui noi siamo liberi ogni volta di tornare a Lui con un sincero riconoscimento e di tornare liberi dagli errori che delle volte possiamo commettere. Amen. Ci ha dato anche un'altra libertà meravigliosa, ed è la libertà di tornare ad avere una relazione libera e costante con il Padre. Adesso noi abbiamo sperimentato questa libertà e dobbiamo mantenere questa libertà, perché il Padre desidera avere una relazione libera con noi, desidera scendere ogni giorno, camminare con noi e insegnarci quello che è buono e quello che non è buono. Certo, la parola di Dio è la nostra guida, e poi lo Spirito di Dio, la presenza di Dio vicino a noi, ci spiegherà quello che è scritto nella parola e lo scrive nei nostri cuori. E quindi Lui desidera avere un rapporto costante e giornaliero con ognuno di noi. Ci siete ancora? Ci ha dato questa libertà. E ci ha dato anche delle altre libertà. Ci ha dato la libertà dalle oppressioni. Quanti giovani oggi sono oppressi da pensieri? Quanti giovani oggi devono ricorrere delle volte anche a delle cure di carattere psicologico? Quanta oppressione, quante difficoltà ci sono oggi nella vita che viviamo. Se ci guardiamo attorno, nelle nostre classi, nei nostri luoghi di lavoro, se lavoriamo, fra le persone che conosciamo, quanta oppressione, quanta tristezza vediamo, è vero o no? Amen. Ma sapete, Gesù ci ha liberato anche da ogni forma di oppressione demoniaca, perché se sulla nostra vita c'è il sangue di Gesù, se noi apparteniamo a Lui, noi abbiamo l'autorità nel nome di Gesù di allontanare ogni potenza spirituale che cerca di schiacciare, che cerca di opprimere la nostra vita, che cerca di minacciare i nostri pensieri, che cerca di darci i pensieri che non sono da parte del cielo. Amen. Perché il Signore dice: io conosco i pensieri che ho per voi, è scritto così nel libro del profeta Geremia, pensieri di bene e non di male. E quando si affacciano alla nostra vita dei pensieri negativi e delle forme di oppressione, più noi aspettiamo a cacciarli nel nome di Gesù, più questi pensieri si fanno pesanti e possono rovinare la nostra vita, il nostro cammino. Ma la parola ci chiama a vivere da uomini liberi. Noi abbiamo già questa libertà. Non soltanto coloro che sono più avanti negli anni, che sono adulti, ma fin da quando siamo giovani, noi abbiamo la libertà nel nome di Gesù di allontanare ogni pensiero negativo e ogni forma di oppressione diabolica. Noi siamo uomini liberi, uomini e donne libere nel nome di Gesù. Delle volte noi tolleriamo e aspettiamo a farlo, chissà per quale motivo, perché vogliamo che qualcuno preghi per noi. Certo, è importante il nostro padre, la nostra madre, il pastore, il responsabile dei giovani, il fratello, la sorella, ma è importante che noi ci comportiamo da uomini liberi e che sappiamo che Cristo Gesù ci ha liberati da ogni forma di oppressione. Amen. Non c'è niente che può sconfiggere il sangue dell'agnello.
sulla nostra vita. E ci ha liberati anche da un'altra cosa. Sapete, delle volte si cammina per molto tempo sofferenti per determinate ferite. Ci sono persone che si portano ferite della loro infanzia per tutta la vita, che si portano delusioni, che portano forme di risentimento, che portano sofferenze interiori e continuano a ripensare e a ripensare, a rimestare sempre la stessa minestra e non riescono ad essere liberi da determinati pensieri. Mentre meditavo su questo, ho pensato a una testimonianza che ho ascoltato una volta nella mia vita e ho percepito direttamente. L'ho raccontata qualche domenica fa e l'ho condivisa anche in chiesa da noi. Alcuni anni fa mio padre, facendo la professione di avvocato, stessa professione che faccio anch'io per adesso, ancora spero per poco, ok? E facendo la professione di avvocato ha assistito un ragazzo che all'età di 20 anni è finito in carcere, condannato al carcere a vita, all'ergastolo, per una cosa che realmente noi crediamo sulla base di alcuni elementi concreti non aveva fatto. Era stato accusato di far parte di una banda di rapitori, erano zingaro, di far parte di una banda di rapitori e il rapito era morto. Parliamo di un fatto successo negli anni 80, quindi molti anni prima che voi nasceste, ragazzi, molti di voi. Allora, questo ragazzo era stato erroneamente riconosciuto sulla base di alcuni indizi di prova molto fragili, li hanno messi insieme, chi deve giudicare delle volte può anche sbagliare, e lui è finito, all'età di 20 anni, è finito in carcere ingiustamente per una cosa che non aveva fatto. Perché dico che non l'aveva fatto? Perché alcuni anni dopo, quando quando è nata la prova del DNA, e quindi che si poteva dimostrare se un determinato capello apparteneva a una persona specifica, hanno riaperto il processo, hanno fatto la prova del DNA e hanno visto che il capello che era stato ritrovato in quel passamontagna non era il suo. E quindi chiaramente è sceso il ghiaccio addosso a tutti, allora è vero che non era stato lui. E quindi, però lui era già dentro da 13 o da 14 anni. Quindi immaginate, molti di voi sono molto giovani, immaginate cosa può avere nel cuore una persona che si trova condannato ingiustamente per 10, 12, 13 anni, aveva già una figlia molto piccola e quindi che era appena nata quando lui è finito dentro, non l'ha mai conosciuta, sua figlia era adolescente. Cosa poteva avere nel suo cuore? Soltanto tantissima rabbia, risentimento, dolore, vendetta e tante altre cose che noi potremmo dire comprensibile, vero o no? Sapete, è successa una cosa, c'era un uomo di Dio che andava lì a parlare di Gesù in quel carcere che si trovava in Toscana, in una valle, e quel ragazzo un giorno ha aperto il cuore a Gesù e lui ha iniziato a mangiare e a bere perché la sua anima e il suo spirito avevano sete. E sapete, è successo che un giorno hanno riaperto quel processo e molti giornalisti si sono interessati a questa vicenda, anche dei giornalisti nazionali, di riviste mensili molto, molto conosciute. E lui ha potuto testimoniare una cosa, ha detto a tutto il mondo conosciuto: io non sono mai stato così libero come quando ho conosciuto Gesù. Alleluia, non importa se io vivo in questa situazione, ho vissuto un'ingiustizia, sto vivendo ancora un'ingiustizia, ci sono delle sbarre, dormo in una camera 3x4 sovraffollata, in un letto a castello a 3, che se cado mi spacco la testa, e vivo in una situazione terribile come sono le carceri, non importa, Gesù mi ha reso libero. Sapete, Gesù ci rende liberi nel nostro cuore anche da pensieri negativi, anche da sentimenti, da passioni che delle volte possono essere anche brucianti, che possono divorare la nostra anima. E delle volte possiamo subire delle ingiustizie e possiamo sentire nel nostro cuore tanta rabbia. Sapete, la rabbia produce in alcuni ragazzi delle cose tremende. Può produrre depressione, può produrre ribellione. Molti commettono reati, io ne conosco tanti perché faccio anch'io questo mestiere, assisto molti ragazzi giovanissimi. Qualcuno che già in comunità terapeutica, 19 anni e mezzo, con 7-8 processi pendenti, davanti a tanti tribunali diversi, eccetera. Perché lo fanno? Probabilmente dentro il loro cuore c'è qualcosa che sanguina, il loro cuore sta sanguinando, stanno soffrendo per qualcosa, stanno soffrendo magari un abbandono, per una situazione di abbandono, stanno soffrendo per X motivi, ma quando viene Gesù, gloria a Gesù,
Gloria a Dio. Quando viene il Signore Gesù, Lui è in grado di portare libertà, Lui è in grado di portare freschezza, Lui è in grado di portare ristoro e refrigerio anche in situazioni così, quando il cuore brucia, quando il cuore sanguina. La libertà di Gesù viene nel cuore. Se tu lo inviti, se tu lo fai entrare, Lui ti rende libero anche da questi pensieri, anche da questi sentimenti, libero da ogni risentimento, libero da ogni pensiero negativo, da ogni cosa che ti fa soffrire. Amen. Come fa tutto questo? Per mezzo del suo Santo Spirito che Lui ha versato su tutti quanti noi. Perché sapete, Gesù non solo ci ha lavati, non solo ci ha riportati ad avere una relazione col Padre, la seconda parte del patto nuovo nel quale noi viviamo è questa: vi do il mio spirito affinché il mio spirito sia dentro di voi. Se il mio spirito è dentro di voi, il frutto dello spirito è, potrei interrogare i ragazzi fin dalla scuola domenicale: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, mansuetudine, autocontrollo e altre cose, no? In Galati capitolo 5 è scritto così, per cui il frutto dello spirito produce tutto questo. Ma c'è scritto anche un'altra cosa, San Paolo lo ha scritto: camminate secondo lo spirito e non adempirete, più forte, i desideri della carne. E questa è l'altra liberazione che il Signore ci ha dato. Delle volte noi viviamo perché il Signore ci salva, ci dà il suo spirito e noi magari facciamo subito uno step di maturazione, di santificazione, arriviamo a un certo punto al 50, al 60, al 70%, no? Come quei processi di installazione, no? di un applicativo all'interno del computer, e poi a un certo punto si blocca l'installazione perché ci sono delle cose che richiedono più tempo per poter essere trasformate nel nostro carattere. Alle volte ci sono delle parti di noi che sono più dure e lo Spirito Santo deve lavorare delle parti del nostro carattere. Per ognuno di noi è diverso, ecco perché noi non ci giudichiamo, ma crediamo che lo Spirito di Dio ci lavora, amen? Perché colui che ha iniziato un'opera buona in noi, è scritto così nelle 3 Filippesi, è fedele e giusto da portarla a compimento. Ecco perché non ci scoraggiamo se ancora ci sono delle cose dentro di noi che devono essere maturate, che devono essere modificate, santificate. Ci siete ancora? Alleluia. Ma questo non significa che noi ci sediamo, perché noi desideriamo di più. Noi desideriamo la presenza dello Spirito Santo, noi desideriamo essere trasformati dallo Spirito Santo ancora di più. Quanti stanno dicendo amen? Alleluia. Colui che ha iniziato un'opera la farà, e lo Spirito Santo di Dio è colui che ci rende liberi anche dalle cose che prima non riuscivamo a non fare. Quindi se prima per noi era difficile non cadere in determinati comportamenti, quando viene lo Spirito Santo di Dio per noi diventa naturale non fare più delle cose che sono sbagliate davanti al cielo. Amen? Quindi lo Spirito Santo di Dio ci insegna a non adempiere i desideri della carne. Più Spirito di Dio c'è dentro di noi e più noi riusciamo a non peccare, perché chi ci insegna a non peccare è la presenza dello Spirito Santo dentro di noi. E quindi Lui ci ha dato la libertà dal peccato e dalla carne, come? Per mezzo dello Spirito Santo. Ci siete? Ma questo succede quando lo Spirito Santo comanda dentro di noi. Chi sta comandando? Dobbiamo sempre chiederci. Quando ci troviamo in determinate situazioni, ehi, di a te stesso, chi sta comandando? La carne? Sta comandando l'anima? O sta comandando lo Spirito di Dio? Se lo Spirito di Dio sta comandando, Lui ci rende liberi anche dal peccato. Amen? Cosa succede? Che in questi giorni state sperimentando una pienezza dello Spirito meravigliosa e quindi vi viene naturale non cadere in determinati comportamenti e peccati che avete sbattuto fuori della vostra casa spirituale. Un domani determinate cose si potranno affacciare di nuovo. Se lo Spirito Santo è sempre forte come in questi giorni, voi non ci cadrete più. Nel momento in cui il diavolo si propone e dice: guarda qua, vorresti fare questa cosa, guarda che opportunità ti offro, tu dirai: per lo Spirito di Dio, Cristo Gesù, la comunione con il Padre per me vale di più che fare questa cosa. La comunione con Dio, la vicinanza con Dio vale di più di qualsiasi cosa che tu mi vuoi proporre, perché lo Spirito Santo di Dio ci insegna, amen, a essere liberi anche dal peccato. Sì o no? Amen. Perciò, miei cari, la vera libertà, mi avvio già a una conclusione, spero di non essermi dilungato troppo. Che cos'è la vera libertà? La vera libertà, miei cari, è scritto nel Vangelo di Giovanni. Lo leggo da qui, non so se la versione sarà coincidente. Giovanni al capitolo 8, il versetto 32, sicuramente è una scrittura che conosciamo, dice:
Gesù disse un giorno ai discepoli: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà. Alleluia, la verità vi farà. Se noi dimoriamo nella parola del Signore, noi conserveremo questa libertà. Se noi dimoriamo nella scrittura, e quindi se il nostro termine di paragone non è la società, non è il social, non è Instagram o qualsiasi altro social, non è quello che gli altri fanno, è normale e quindi io posso farlo perché è normale. Il nostro termine di paragone è il cielo. Il nostro termine di paragone è la parola di Dio, è quello che offende il cuore del Padre. E il Signore ci dice una cosa: se voi dimorate nella mia parola, la verità vi farà veramente liberi. Amen. La vera libertà è camminare secondo gli statuti di Dio. Sapete perché? Perché quando noi andiamo contro la parola del Signore, alla fine crediamo di essere liberi da regole, ma quando torniamo a casa, torniamo come quel figlio giovane, il prodigo, tutti sporchi, ammaccati, con dei problemi, con delle sofferenze, ci esponiamo a delle sofferenze. Se il figlio fosse rimasto nella casa del padre, avrebbe avuto tutte le vicissitudini e avrebbe passato tutte le storie che ha passato. È vero? Non le avrebbe passate, sì o no? Ecco perché la parola del Signore ci insegna come noi possiamo rimanere liberi. Come noi possiamo rimanere liberi. Ora, cari, il Signore ci ha dato questa libertà. Vi ha dato libertà nello spirito. Adesso è il tempo di rimanere liberi e di comportarci da uomini liberi. Quando il peccato si avvicinerà un'altra volta, quando l'avversario cercherà di opprimerci con pensieri che vengono dall'inferno, è il momento di comportarci da uomini liberi. È il momento di vivere la libertà del Signore. È il momento di rimanere liberi. Amen? È il momento di dire: io sono libero nel momento in cui continuo a camminare secondo la parola del Signore, perché la parola di Dio mi rende libero. Ci siete? Alleluia. Vogliamo pregare insieme? Alleluia. Possiamo alzarci in piedi? Gloria a Gesù. Col permesso del pastore vorrei fare una preghiera, poi... Alleluia. È sempre tempo di dire: Signore, non mi sento libero nel mio cuore. Signore, sono appesantito da determinate cose. Signore, c'è un peccato che ho commesso e che non mi fa sentire libero nella mia coscienza. Alleluia. È il momento di dire: vai a Gesù. Tu sei già stato liberato. Il sangue di Gesù è efficace oggi per darti libertà. Oggi è efficace per darti libertà, per liberarti da ogni pensiero, per liberarti da una sofferenza, da una ferita che continua a spurgare nel tuo cuore. Il sangue di Gesù, il nostro Padre, è colui che ci rende liberi. O forse è il momento di fare una scelta ancora più solida, più decisiva nel nostro cuore. Signore, io voglio camminare, voglio conservare la libertà che tu mi avevi dato. Alleluia. Come abbiamo detto all'inizio, il Padre non ha recintato i due alberi, li ha lasciati aperti. E alla stessa maniera, Lui non ci mette in una campana di vetro affinché noi non pecchiamo. Lui ci ha mandati nel mondo affinché noi possiamo fare luce nel mondo, e ci ha dato la libertà, ma noi questa libertà la dobbiamo conservare. Noi questa libertà la dobbiamo vivere secondo le istruzioni che il Padre ci dà giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Lui ti insegnerà come essere libero, come essere libera, o come tornare libero, tornare libera se delle volte ti ammaccherai, se delle volte cadrai in una fossa e ti sarai sbucciato un gomito o un ginocchio. Tu tornerai libero quando vai a Gesù, perché Lui ti ha già liberato, ti ha già liberata, ti ha già guarito, ti ha già guarita, ti ha già tolto da ogni forma di oppressione. Il sangue di Gesù è efficace per spezzare ogni catena e ogni forma di oppressione, ed è potente anche per guarire il tuo cuore da ogni ferita e delusione. Alleluia, affinché tu sia libero e libera e possa conservare questa libertà. Alleluia, Signore. Padre, che meraviglioso sei. Che meraviglioso è il tuo nome, Padre. Meraviglioso è il tuo nome, Padre. Grazie per questa sera, Signore. Grazie perché tu stai vedendo ogni cuore, Signore. Ogni tuo figlio e figlia che è qui, Signore. Grazie perché tu sei libertà, Signore. E noi questa sera scegliamo te. Noi questa sera scegliamo te. E Padre, quando l'avversario si presenterà per offrirci ancora qualcosa di più, noi sceglieremo ancora te. Noi sceglieremo ancora la tua parola, perché la tua parola ci rende liberi, perché la tua parola ci fa liberi, Signore.
Padre, ti chiedo, Signore, di liberare, Padre, ancora ogni cuore. Oh, tu conosci, Signore, fino nelle profondità ognuno di noi, Padre, e conosci la preghiera di ogni tuo figlio e figlia, Signore. Grazie perché sei in mezzo a noi questa sera per liberare. Alleluia, 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 Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Possiamo cantare un canto di adorazione? Alleluia. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Alleluia. Ti amiamo, Signore. Ti amiamo, Signore. Mentre siamo in preghiera, i ragazzi ci accompagnano con qualche nota. Alleluia. Meraviglioso il tuo nome, Padre. Meraviglioso il tuo nome, Signore. Padre, grazie perché è una serata di libertà questa sera. Tu stai liberando, Signore, guarendo, abbracciando, Signore. E Padre, riportando a casa, Signore, ognuno dei tuoi figli in un rapporto, Padre, stretto con te. Alleluia. Tu ci riporti a casa. Tu ci riporti a casa. Sempre, Signore. Sempre, Padre. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi La libertà del Signore è nel cuore e va oltre ogni circostanza. La libertà del Signore va oltre ogni circostanza. Forse vivi un momento difficile per qualche motivo, o nella casa, o nel lavoro, o nella salute, o per qualche motivo ti senti prigioniero o prigioniera di un pensiero, di una sofferenza o di una circostanza. Gesù ti libera questa sera se tu lo credi. Gesù ti libera questa sera se tu lo credi. E se desideri che possiamo pregare insieme, sempre con il permesso dei pastori, possiamo farlo qui davanti.
mentre continuiamo ad adorare, i ragazzi ci accompagnano, se qualcuno desidera che possiamo pregare e desidera deporre dei pesi, desidera essere aiutato o aiutata, possiamo pregare insieme questa sera e dire: Signore liberami da questo peso, Signore liberami da questo peccato, Signore liberami da questa sofferenza, Signore liberami da questa forma di oppressione nella mia vita, spezza ogni opera diabolica che cerca di deprimere, comprimere il mio cuore. La tua libertà, Signore, la tua libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Se qualcuno desidera che possiamo pregare, potete venire qui davanti senza nessun timore. Teniamo gli occhi chiusi tutti quanti. Forse possiamo anche abbassare un po' la luce, non so, che possiamo avere intimità, un tempo di intimità con Gesù, perché il nostro Gesù non è un salvatore di massa, è salvatore personale, è liberatore personale della tua vita e della mia. Egli è colui che ministra alla tua vita libertà, 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 libertà nel cuore, libertà e guarigione, libertà da ogni circostanza, libertà da ogni tristezza, libertà. Alleluia, Gesù è in mezzo a noi per darti nuova vita e nuova gioia e una piena libertà questa sera. Alleluia. Se ancora qualcuno desidera che possiamo pregare, possiamo farlo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani c'è una generazione che ama te. Prima che io possa pensare, tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci
momento di continuare adorando, lodando al Signore. È un momento che faremo una consegna al Signore della nostra decima, la nostra offerta. Anche questo momento è un momento di gioia, di lodare il Signore. Amen? Faremo di nuovo canto nuovo che si chiama Ieoa e vi invito a venire. È un momento per quelli che sono membri della Chiesa, ma se c'è qualche persona che voglia anche consegnare un'offerta, state liberi, ok? E adesso possiamo adorare al Signore cantando Ieoa. Io son grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo, mi fu dato in eredità eterna. Maggior prova Dell'amore sopra
pregare per queste decime offerte, Signore, che possono essere amministrate. Signore, ti chiedo di benedire ognuno di queste persone che sono qui presenti, che possono tornare a casa con il loro cuore ripieno della tua parola, Signore, e che la prossima volta possano avere ancora più fame, ancora più sete di te, Signore. Nel nome di Gesù ti ringrazio per ogni cosa. Amen. Potete accomodarvi, stiamo arrivando al fine del culto, pastore. Ok, amém. Quanto è bello vedere questo gruppo qua che loda e adora nosso Signore. Grazie, pastore Mário. Dio continua a benedirti e in questa camminata insieme per a glória do nosso Senhor evangelizar Itália. Eu vorrei hoje finire o culto em um modo diverso. Stiamo vivendo veramente uma grande experiência com o nosso Dio, stiamo vivendo questa intimità con il nostro Dio, stiamo vivendo questa presença do Espírito Santo e vedere la chiesa piena un sabato sera è un miracolo do Signore. Vedere o campeggio è stato un miracolo do Signore. Vedere questo gruppo di ragazzi che 2 settimane fa mi hanno detto: Pastore Caio, non possiamo fare pausa di culto di giovani, dobbiamo fare in agosto sempre, dobbiamo fare sempre. È un miracolo do Signore. Vedere questo gruppo di ragazzi litigando perché voglio il culto più lungo e lo studio biblico ancora più lungo. È un miracolo do Signore. Perciò vorrei finire questo culto adesso inginocchiato, insieme a tutti voi. Inginocchiarsi significa umiliarmi davanti al Signore. Inginocchiarmi significa mettere la faccia per terra. Inginocchiarmi significa: Signore, è con te. Inginocchiarmi significa: non ce la faccio, è con te e io mi consacro a te. Nosso Padre, quanto è prezioso camminare questo periodo con te, con la tua Chiesa, con il tuo popolo, questo gruppo di ragazzi e dei giovani. Ti ringrazio, Padre, per quello che tu stai facendo, lo Spirito Santo lavorando, trasformando, rivelandosi a ogni cuore. E siamo adesso qua, Padre, come Chiesa, come persone, come famiglia, come i tuoi, inginocchiati, dicendo: Padre, l'opera tua continua a agire e a trasformare le nostre famiglie, continua a agire e trasformare i nostri ragazzi, continua a agire e trasformare la tua Chiesa, continua a agire e trasformare la nostra vita, Padre. Noi non ce la facciamo da soli. E quando, Padre, abbiamo questo incontro con te, questa certezza in te, quando possiamo vederti, oh Padre, la tua presenza, la tua gloria, la tua grandezza, la tua santità, il tuo grande amore, noi soltanto possiamo inserire la nostra faccia per terra, perché riconosciamo che siamo peccatori, dipendenti da te. E che la tua grandezza e la tua gloria, Padre, possa inondare ogni cuore, inondare la tua Chiesa. E possiamo fluire con lo Spirito Santo a trasmettere, oh Padre, la tua persona, ovunque sia. Benedici questo gruppo di giovani e di ragazzi. Benedici la tua Chiesa e che la tua potenza spirituale sia con il tuo popolo oggi e sempre. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Amém, Signore. Potete stare in piedi e dare un abbraccio. Potete dare un abbraccio forte nella persona vicino a te. E grazie a tutti voi. Penso non sono avvisi, no? Domani culto alle 10:30, prossimo sabato alle ore 19, novamente staremo qua a lodare con tutti questi il nostro grande, il nostro Signore. Buon sabato. Ciao, Dio te benedica.